Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. Grazie Lawrence, amiche e amici miei, Manon dell'Avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di stasera, la numero 886 di martedì 19 novembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre.
salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, perché per un motivo molto semplice fesso chi non legge radiolibertà.net, perché è diventato non soltanto il sito dal quale vi potete informare della nostra sulla nostra radio, ma è anche altrettanto il sito che è diventato un quotidiano online, e quindi scusate, essendo un quotidiano online, esso vi permette di conoscere, insomma, di avere tutta una serie di interessanti notizie e novità. Stiamo parlando dei Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, ma ancora stiamo parlando di Auto da Fe con Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto, molto altro ancora. Ricordatelo, fesso chi non legge radiolibertà.net. Abbiamo ascoltato Diana Ross con Upside Down del 1980, grandissimo pezzo che naturalmente abbiamo estrapolato dalla versione peraltro incisa con gli Chic, perché sapete che Diana Ross fece questa prima versione del suo album nel 1980 insieme agli Chic, ma non le piacevano gli accordi che, diciamo così, il vestito, il tessuto musicale che era stato costruito da Nile Rodgers e compagni appresso, per cui ha preferito fare di testa sua. Luigi da Treviso mi scrive, perché vi ricordo che noi incrociamo al 340 670 9659 se avete voglia di sentire, naturalmente, di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, oppure 302 9294 7222 se avete voglia di dire la vostra attraverso quel magnifico apparecchio che è il telefono. Ma a questo punto, ladies and gentlemen, diamo un'occhiata anche a quello che ci ha scritto appunto il nostro Luigi da Treviso. Antonino, splendida garanzia e garanzia. Allora, Antonino è garanzia di splendida disco music, quella che ha fatto scatenare le generazioni degli anni 70-80 in quelle meravigliose discoteche, ora scomparse quasi del tutto. Che peccato! Ciao Antonino, Luigi a Treviso. Beh, diciamo che io mi divertivo non poco quando andavo in discoteca. Lorenz Dumbri, intanto buon lavoro a te. Ma te ci vai ancora in discoteca? Sì, ci vado quando posso. Meno male, quindi ancora esiste la possibilità di divertirsi, meno male. Insomma, ragazzi, andate in discoteca, mi raccomando, uno resta sobrio, così guida, e soprattutto ricordatevi che la vita è meglio a pane e salame, senza bisogno di pillole e pillolette varie ed eventuali, o sigarette e sigarettine varie ed eventuali. Ci siamo capiti, no? Ballate, non vi fermate mai, questo era il credo dei discotecomani degli anni 70, è un credo che ho fatto mio. Io entravo in pista alle 11, ragazzi, col codazzo, le Danna Boys e i Danna Girls che facevano ala al mio passaggio, manco Tony Manero nella febbre del sabato sera, e uscivo di pista alle 3 quando il DJ metteva l'ultimo pezzo, quello che faceva buonanotte, buonanotte a tutti quelli della notte, buonanotte, eccetera, eccetera. Vabbè, sono passati anche 25 anni, quindi avrò il diritto, è vero, di ricordare queste cose. E ci sono i testimoni oculari, quindi è inutile che qualcuno di voi ora dietro all'apparecchio piglia e dice ah no, dice minchiate. No, ci sono i testimoni oculari. Va bene, sono le 18, 19 minuti e 20 secondi, rapido giro delle agenzie. L'ANSA, 8 razzi colpiscono la base italiana Unifil in Libano, nessun ferito, Tajani lanciati da Hezbollah. Guarda, guarda. La testimonianza shock sul povero Giulio Reggeni. Ho visto Giulio Reggeni bendato, era sfinito dalla tortura. L'Ucraina, Putin aggiorna la dottrina nucleare. Mosca batte 5 missili ATACMS sulla regione di Briansk, ma adesso qui Parlamento con Pierluigi Magnaschi. No, aspetta Antonino, devo chiamare. Devi carburare? Va bene, come vuoi. Quando sei pronto possiamo andare anche con qui Parlamento di Pierluigi Magnaschi, e cioè sì, vabbè. Scusate, mi sono lievemente inghippato. Cioè diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Qui Parlamento è dopo. Ecco. Scusa Lorenz, stasera purtroppo ogni tanto capita che uno va un po' troppo di fretta e il cambio non riesce ad andare appresso al motore. Se sei pronto con diritto e rovescio, vai pure. Sto invecchiando, gente, sto invecchiando forte. Vediamo un po'.
Vediamo se il nostro Lorenz. Michele De Pascale, PD, 39enne, ex sindaco di Ravenna, dove fu eletto con il 60% dei voti, è il nuovo presidente della regione Emilia-Romagna. Rappresenta sicuramente il volto nuovo del suo partito. De Pascale non fa politica per slogan, ma con i fatti. Ad esempio, con intelligenti opere di contenimento ha salvato la sua città dalle alluvioni che invece hanno colpito tutte le altre città romagnole. Con il generale Figliuolo, inoltre, ha sempre collaborato spegnendo le risse strumentali che volevano accendere i suoni. De Pascale inoltre è l'unico PD ad avere realizzato sul serio il fronte largo, riuscendo a mettere assieme non solo il PD con il Movimento 5 Stelle, ma anche con Renzi e Calenda. Non a caso ha vinto con il 56% dei voti, battendo la concorrente di centrodestra Ugolini con un vantaggio clamoroso del 16%. A te la linea, Antonino. Eccellente, se sei pronto allora possiamo andare anche con Qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io stasera ho il piacere di ritrovare l'onorevole Andrea Barabotti, e l'onorevole Barabotti stasera parla con noi di energie rinnovabili, per la precisione, energie da fonti rinnovabili. Oggi è stato audito in commissione, insomma è intervenuto in commissione, adesso ce lo facciamo raccontare da lui. Allora, onorevole, Buonasera. chiariamolo appunto, Buonasera, ci intanto è un piacere piace per me stare certamente con il voi. motore a combustione interna, ma ci piacciono anche le fonti rinnovabili, o no? Cosa ne dice lei? Allora, io dico che nel nostro paese dobbiamo trovare il modo di far pagare meno al nostro sistema industriale l'energia elettrica, perché se questo non accade, il nostro sistema industriale non è produttivo, perdiamo competitività, perdiamo posti di lavoro, perdiamo ricchezza e sostanzialmente arriviamo alla condizione per cui non riusciremo più a chiudere nemmeno i bilanci dello Stato. Quindi dalla capacità di approvvigionamento energetico del nostro paese e di produzione energetica del nostro paese dipende la tenuta delle nostre istituzioni, del nostro welfare, della nostra sanità, della scuola, dell'istruzione e quant'altro. Allora, su questo fronte noi non siamo schizzignosi, come si suol dire, e quindi che si tratti di fonti rinnovabili, che si tratti di gas, che si tratti di estrazione sotto l'Adriatico, che si tratti di energia nucleare, noi vogliamo utilizzare tutte le fonti possibili per fare in modo, e tutte le tecnologie possibili per fare in modo che l'energia costi di meno alle nostre aziende, perché su questo abbiamo dei gap incredibili con altri paesi dove l'energia costa un quinto, un sesto, un decimo rispetto a quello che costa in Italia. Quindi sul piano delle energie rinnovabili, certo noi siamo pragmatici e concreti, non pensiamo di risolvere il problema italiano soltanto con le energie rinnovabili. Sappiamo che come Lega stiamo puntando molto sul tema dell'energia nucleare, ad esempio, abbiamo presentato degli emendamenti anche alla legge di bilancio che vanno verso il finanziamento della ricerca nucleare. Sappiamo che il gas rimane per noi una risorsa fondamentale per dare continuità alla produzione del nostro paese. Sappiamo che non possiamo rinunciare nemmeno agli idrocarburi, però le rinnovabili sono una parte importante. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere che ci ha assegnato la Commissione europea, e quindi noi come governo andiamo spediti in quella direzione, cercando con questo parere che abbiamo rilasciato di semplificare la vita agli operatori e contemperare due esigenze: quella di chi vuole fare investimenti importanti in questo settore, eolico, fotovoltaico eolico, fotovoltaico, diciamo così, tra le principali, ma parliamo anche di idroelettrico, parliamo anche di geotermico,
e quindi vogliamo consentire a chi voglia fare investimenti di farli, di poterli fare, contemperando questo con la necessità da parte delle regioni e degli enti locali di salvaguardare il proprio paesaggio, di salvaguardare la propria vocazione laddove serve. Certo, dobbiamo evitare il ripetersi di casi come il caso Sardegna. Rubo soltanto altri 30 Prego. secondi, perché questo è veramente un caso paradossale, perché nel nostro paese c'è una sola forza, c'è una forza politica che è il Movimento 5 Stelle, che pensa di risolvere il problema energetico del nostro paese puntando solo sulle rinnovabili, perché dicono no a tutto il resto, e nell'unica regione, la Sardegna, che governano insieme al Partito Democratico, sa quante sono le aree della regione dove si può insediare un impianto per la produzione da fonti rinnovabili? Le aree Quanti? sono 0, perché il 100% del territorio sardo, secondo la Presidente Todde e secondo la maggioranza di sinistra, la maggior parte delle aree, il 100% della Sardegna è inidonea a ospitare questi impianti. Niente per dire, tanto per dire. Senta, posso farle una preghiera veramente? Lei giustamente diceva eolico e fotovoltaico. Io tendenzialmente sarei d'accordo, però per quanto riguarda il fotovoltaico, per favore, basta con il consumo di suolo per fare campi fotovoltaici. Ci sono tanti di quei tetti e tanti di quei capannoni abbandonati che potrebbero diventare degli ottimi solarium dove mettere tutti i pannelli che si vogliono. E poi le volevo chiedere anche questo, ma non è che ha ragione, secondo me ne ha da vendere, però lo chiedo anche a lei, non è che ha ragione Vittorio Sgarbi quando dice che le pale eoliche hanno stuprato letteralmente il nostro paesaggio? Io le dico questo, nel nostro parere c'è esattamente quello che lei suggeriva con la sua domanda. Noi vogliamo semplificare al massimo l'attività di chi installa pannelli fotovoltaici sulle coperture, soprattutto nelle aree industriali, quindi dei capannoni, sulle coperture a ridosso di aree che ospitano discariche, che ospitano cave dismesse e quant'altro. Cioè noi vogliamo semplificare l'installazione dei pannelli fotovoltaici, ovviamente senza consumare ulteriore suolo, e laddove questa installazione avviene senza turbare il paesaggio, senza turbare la quiete e la qualità della vita dei cittadini. Ecco, noi vogliamo fare questo, noi spingiamo nel nostro parere proprio su questo. Spingiamo soprattutto sull'innovazione tecnologica, cioè se io ho un impianto fotovoltaico che occupa 1 ettaro e che produce 10, se grazie all'innovazione tecnologica quell'impianto fotovoltaico non aumenta di superficie, non aumenta l'occupazione del suolo, non cambia la conformazione dell'impianto, ma grazie alle nuove tecnologie può passare da produrre 10 a produrre 20, allora noi facilitiamo le imprese che vogliono farlo a migliorare la tecnologia in quello che è il cosiddetto processo di revamping per migliorare l'efficienza degli impianti che già esistono. Quindi migliorare l'esistente e semplificazione per gli impianti che vengono installati a ridosso di aree industriali ma senza consumo di suolo sui capannoni. Per quanto riguarda l'eolico, ovviamente ci sono zone che sono più adatte e meno adatte e non è un caso che il governo abbia, con il decreto sulle aree idonee, invitato le regioni a individuare le aree dove questi impianti possono stare. Quindi il governo ha degli obiettivi, questi obiettivi sono commisurati alle potenzialità di ogni regione, però il governo dice anche lascio alle regioni l'autonomia di individuare quali aree all'interno del loro territorio possono ospitare ad esempio gli impianti fotovoltaici. Noi abbiamo un approccio serio che garantisce autonomia nei processi a livello regionale, però vogliamo anche che le regioni siano consapevoli che nella strategia energetica nazionale devono collaborare col governo e non fare quello che stanno facendo alcune regioni di sinistra, come ad esempio la Sardegna. Onorevole, le chiedo 10 secondi di stacco e torniamo subito. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi.
Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ecco, di nuovo le magiche onde di Radio Libertà, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna per il Qui Parlamento con l'onorevole Barabotti. Onorevole, senta, per chiudere la nostra conversazione, ringraziandola del suo tempo, 2 temi. Il primo è quello dell'idroelettrico, e capisco che quando in Italia si parla di idroelettrico la prima parola che salta in mente a tutti è Vaillant. Però quest'estate noi abbiamo scoperto che in Sicilia ci sono dighe che dagli anni '80 aspettano di essere completate. Nel nord Italia la presenza di ulteriori nuove dighe aiuterebbe a reggimentare le acque, specialmente nel caso di maltempo, oltre che costituire un ottimo, come possiamo dire, un ottimo serbatoio d'acqua per quando d'estate viene il caldo afoso che c'è. Allora, dico io, lo possiamo rompere sto tabù e tornare a parlare di idroelettrico, che peraltro è una specialità tutta italiana, la chiamavano negli anni '60 il carbone bianco. La seconda cosa che le chiedo è questo: lei fa parte della commissione d'inchiesta sul Moby Prince. A me questa commissione è cara perché avevo 11 anni quando la cosa è successa, ma insomma c'era qualcuno anche di Pizzo Calabro, un paese vicino al mio, che ci hanno lasciato la vita insieme a tutti gli altri 140 morti che aspettano ancora giustizia. Che cosa state facendo in commissione? Ecco, chiudo con queste 2 domande. Allora, per quanto riguarda l'idroelettrico, diciamo così, una volta era chiamato, diceva lei, il petrolio bianco, e Sì. tuttora la risorsa idrica è per noi una vera e propria ricchezza. La stragrande maggioranza dell'energia prodotta nel nostro paese da fonti rinnovabili è infatti appunto derivata dalla potenza, dalla forza dell'acqua. C'è da dire di più. Noi abbiamo davanti rispetto a questo tema 2 sfide importanti. La prima è la necessità che hanno queste dighe di essere dragate. Quindi sappiamo che a ridosso delle dighe si sono accumulati depositi per tonnellate e tonnellate di metri cubi. Stiamo parlando di cifre ragguardevoli che necessitano di nuove tecnologie per essere appunto portate via dalle dighe e rendere in questo modo gli impianti idroelettrici di nuovo ottimizzati, di nuovo funzionanti al massimo delle loro capacità. Primo tema. Il secondo tema riguarda, come diceva giustamente, gli investimenti che devono essere ancora realizzati in giro per l'Italia e tutti gli efficientamenti che possiamo apportare agli impianti già esistenti. E infine la terza sfida molto importante è quella a livello europeo, perché le concessioni per il funzionamento di questi impianti, che sono assegnate prioritariamente a soggetti italiani, penso al nord, ad esempio a 2A, devono per una norma a livello europeo andare a gara. E quindi questo succederà anche in un regime di non reciprocità, nel senso che altri Stati europei non manderanno a gara le proprie concessioni. L'Italia, per una serie di imposizioni legate all'attuazione del PNRR, dovrà farlo, e quindi la terza sfida è quella di trovare il modo di tenere la gestione di questi impianti così vitali per la nostra economia in mano italiana. Per quanto riguarda il tema della Moby Prince, io sono toscano, quindi mi ho chiesto di essere inserito all'interno di questa commissione. Il lavoro che stiamo facendo si basa in questo momento soprattutto sull'ascolto dei consulenti a disposizione della commissione, sull'ascolto dei testimoni oculari, e quindi stiamo, sulla base delle precedenti relazioni, stiamo cercando di ascoltare, di fare un lavoro di ascolto che ci deve portare ad appurare la verità. E il problema è che sono passati tanti anni da quella tragedia e il ricordo anche dei testimoni oculari è sempre più sfumato, e quindi ricostruire la dinamica reale dei fatti risulta sempre più difficile. E parlo di dinamica reale dei fatti perché il lavoro della
nella precedente commissione d'inchiesta è riuscita ad accertare, ad esempio, che alcune verità accertate sul piano giuridico in realtà tali non erano. E quindi è un lavoro importante, lungo, che richiede attenzione e che speriamo di portare a compimento il prima possibile, ma soprattutto dando alle famiglie dei sopravvissuti una verità che fino ad oggi non hanno avuto. Guardi, io credo che qui non si tratti di questioni di politica, ma di vera e propria giustizia nella sua essenza più pura. Questi morti sono tutti parenti degli italiani per bene, per cui andate avanti e fate luce, che abbiamo bisogno di sapere perché 140 innocenti ci hanno lasciato la pelle semplicemente per aver preso un biglietto per il Moby Prince. Quindi buon lavoro e avanti senza paura, che è la cosa più importante. Grazie. La metteremo tutta. Grazie, buona serata onorevole, buon lavoro. Qui Parlamento. E credetemi, non gliel'ho detto come, diciamo così, clausola di stile, gliel'ho detto perché ci credo. Buon lavoro a questa commissione per capire che cosa è successo a questo benedetto Moby Prince. Per favore, ne abbiamo bisogno. Allora, bravissimo Antonino, mi scrive qualcuno al 340-670-9659. I 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Basta sprecare il suolo per i fotovoltaici. Ci sono parcheggi, tetti industriali, enti pubblici da coprire. Bravissimo, condivido parola per parola. Sì, aggiungerei, anziché andare a mettere le antenne della telefonia sopra gli edifici pubblici o sopra i condomini, mettete pannelli fotovoltaici, che è molto meglio. Va bene, allora, senti Lorenz, che dici? Divertiamo un pochino l'uditorio, va, che così passiamo poi al nostro faccia a faccia di questa sera. Io vi porto a spasso, dove? A Napoli, Luciano Pavarotti, Funiculi Funiculà, 1979. Se sei pronto, vai! Ai sera nanni nemene sagliette, tu sai adò. Agosto cuore ingrato più di spiette, far me non può. Adorno fuoco gocce ma si fuglie, e lascia sta. E non te copre aprirse, non te struglie, solo a guardare. Yamman, coppa, yammaia, yamman, coppa, yammaia, funicula, funicula, yammaia, funicula. Se ne s'aiuta in essere s'aiuta alla capa già. E chiusa poi è tornata e poi è venuta, sta sempre qua. La capa vuota attorno a te. Lucore canta sempre dello tuorno, scusami me. Yamman, coppa, yamman, coppa, yammaia, funicula, coppa, yammaia, funicula. Oh,
immenso come sempre Lucianone Pavarotti, Big Luciano da Modena. E allora avete ascoltato Funiculi Funiculà nella sua interpretazione del 1979. Perché Funiculi Funiculà? Perché il nostro ospite di questa sera, Marco Ugo Barsotti, che è un valente collega di Radio Nizza e di Atlantico Quotidiano, che ringrazio per il suo tempo e per la sua cortesia, ci racconta una storia che ricorda molto il ballo delle Cariatidi nel finale del film Signore e signori, buonanotte del 1976. In questo film, in cui si ipotizza l'esistenza della terza rete della Rai, a quel tempo non esisteva, sarebbe nata poi nel 79, c'è questa riunione, l'apertura dell'anno giudiziario con questa carrellata di venerabili vecchi, tra cui il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, che probabilmente è il più giovane di tutti i presenti, e il Papa Paolo VI. Alla fine, dopo che questo procuratore generale della Cassazione riesce tra enfisema e altro a concludere il suo pistolotto finale, Leone arriva, sale sul palco, guarda da un lato, guarda dall'altro e poi comincia yamme, yamme, gop, yamme, ya, e tutti ballano la tarantella. Ecco, il problema è che qui rischiamo di ballare tutti quanti la tarantella per venire ai fatti nostri e alla vicenda che vi stiamo per raccontare, nel momento in cui vi dovesse toccare di dire la verità. Allora, adesso voi ascolterete questa incredibile storia che ha ricostruito Marco Ugo Barsotti, che riguarda Polinet. Polinet è un sito di scommettitori, una realtà di scommettitori. Bene, loro avevano scommesso, malgrado tutti gli istituti di sondaggi e compagnia cantante, che avrebbe vinto Donald Trump. Sapete che cosa gli è successo quando hanno fatto un comunicato stampa dicendo che guardate che noi abbiamo scommesso tutti e si è avverato, abbiamo puntato tutti sulla vittoria di Donald Trump? L'FBI è andata a perquisire l'azienda. Perché? E ora ve lo spiega Marco Ugo Barsotti. Lorenz, quando sei pronto vai. Allora, io questa sera ho il piacere di ritrovare l'amico e collega Marco Ugo Barsotti. Marco Ugo Barsotti è un giornalista, si muove nella realtà di Radio Nizza e non solo, è uno degli animatori di fmworld.it, che è uno dei siti più seguiti sul mondo della radio in Italia, è uno dei contributors di newslinet.com, aiutami, correggimi se sbaglio, e in particolare è un giornalista appunto molto attento a quello che succede nel mondo. Stasera io lo sento perché c'è un fatto veramente curioso che è avvenuto nel novembre, appena pochi giorni fa, in questo mese di novembre, il 13 novembre scorso, e colpisce un'azienda che si chiama Polymarket, una società di sondaggi che è stata oggetto di un vero e proprio raid, perché gli utenti di questa Polymarket avevano scommesso in modo schiacciante sulla vittoria di Donald Trump alle elezioni. Ma qualcuno ha tentato loro di tappare la bocca, a quanto pare. Che è successo, Marco? Ciao Lorenzo, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, è una cosa molto interessante. Allora, io ho un po' di tempo che seguo, un po' anche per passione, ma proprio matematica, la questione delle statistiche, in particolare degli opinion poll, cioè dei sondaggi preelettorali. Perché? Perché sono quasi sempre sbagliati. E gli errori che fanno sono quasi sempre dare per vincenti qualcuno che è democrat o di sinistra e perdente qualcuno di destra o conservatore, eccetera. O comunque questa è la tendenza, quasi si scontra un po' quasi sempre. Allora, la prima cosa che ho cercato di fare già 2 volte prima, durante l'estate, prima di queste elezioni, era di andare a seguire un attimino, cioè andare a sentire un po' persone che si occupano, professionisti che si occupano di questo settore. L'ho fatto sia per Newslinet, per i sondaggi radiofonici in realtà, che poi l'ultima volta appunto proprio con i sondaggi invece elettorali, prendendo spunto da quello che pubblicano sempre sul Corriere della Sera, Pagnoncelli, per sapere un attimino il discorso dell'errore percentuale. E il motivo è che tu lo sai, quando il sabato escono, o il venerdì, non mi ricordo, perché lo sento nella rassegna stampa del sabato in genere, quando escono questi risultati, i numeri sono: cresce, non so, il PD del 0,6%, arretra leggermente Meloni meno 0,4%, eccetera. E questa cosa qua mi ha sempre
colpito perché negli studi che avevo fatto risultava che in realtà se c'è una cosa che si chiama errore, diciamo così, margine di errore, e questo va tenuto conto, cioè quando si sta in un margine di errore i dati non dicono niente, cioè se io dico che ho il 50% dei voti con un margine di errore più o meno 2, allora potrei avere il 52, il 51, il 49, il 48, ma non è che ho il 50 e poi vabbè più o meno, no, non si sa proprio, e questa è la cosa che ho cercato di indagare, ma un po' tutti hanno detto che effettivamente, guarda, c'è proprio su Atlantico abbiamo pubblicato un'intervista molto interessante a una persona che tra l'altro ha un PhD, quindi è uno che ha fatto fior di studi, che anche lui ha detto in fondo se ci sono n sondaggi che tutti dicono la stessa cosa, anche se c'è il margine d'errore, alla fine quella cosa lì deve essere quella giusta, più o meno, adesso la banalizzo un po', ma più o meno questa è la cosa. E perché questo si riallaccia alle elezioni americane? Perché c'è questo Nate Silver che fa una cosa che ho chiamato meta sondaggi al di sopra. Lui prende i migliori pollster, come li chiama lui, americani, ce ne sono decine e decine, molti per ogni stato e poi a livello nazionale, alcuni commissionati da quotidiani importanti come il New York Times, altri da entità molto più piccole, televisioni locali perfino, eccetera. Insomma, prende tutti questi poll e fa una specie di media ponderata, che vuol dire che quelli che in passato hanno avuto si sono rivelati più affidabili hanno un peso maggiore in questa sua media rispetto a quelli che magari erano un po' più off. Allora, se tu guardi questo grafico che abbiamo pubblicato appunto lì su Atlantico, vedi che la curva è impressionante perché è sempre stata, ma sempre sostanzialmente, con la candidata da quando è lei, cioè da quando si è ritirato Biden, la candidata democratica sopra. Sì. Sempre. E perfino il giorno prima, anche se lui ha detto adesso siamo veramente molto vicini perché la differenza va a 0,9%, too close to call, lui ha detto giustamente, cioè troppo vicino per essere deciso, ma certamente non aveva detto e non aveva previsto che in realtà il risultato sarebbe stato schiacciante nell'altro senso. E qua si arriva a questo Polymarket, che non è una società di sondaggi, è un sito di scommesse. Praticamente funziona così. Tu hai, nel caso ci sono n scommesse su quella roba, si può andare da cose sportive si presenterà con una camicia bianca o una camicia blu domani in televisione il tal attore intervistato, quindi si può scommettere o far partire delle scommesse su ogni cosa. In particolare su questo sondaggio elettorale si vedevano praticamente sempre risultati molto diversi, perché Trump è stato quasi sempre in vantaggio, tranne un brevissimo periodo, la settimana, forse i 10 giorni successivi alla convention democratica. Quando però, anche lì, se guardavi, sentivi i sondaggisti tradizionali, io non ricordo adesso i numeri esatti, quindi non vorrei dire eresie, ma diciamo che la candidata democratica fosse al 55% e Trump fosse sceso al 45%, ecco, su Polymarket invece la differenza era di un punto percentuale. E poi non sono punti percentuali, sono dollari o centesimi di dollaro. Quindi funziona così, tu in ogni momento vedevi, no, perché adesso le elezioni sono passate, per esempio Trump 0,65 centesimi e la Harris il complemento, quindi 45 35 forse, e questo vuol dire che se tu scommettevi su Trump pagavi 65 centesimi di dollaro la tua scommessa, se poi Trump vinceva avevi indietro $1, perché prendevi anche il complemento ai 65 che erano quello degli altri, tranne una piccola commissione ovviamente. Se però per caso Trump avesse perso perdevi tutto e viceversa per l'altra candidata. Allora, come mai i numeri di Polymarket sono più corretti o si sono rivelati più corretti? Questo qua è un grande mistero e sinceramente prima delle elezioni molti dicevano, ma perfino appunto il nostro intervistato del sondaggio Pagnoncelli ci ha detto ma io avrei molto da ridire sulla metodologia di Polymarket, perché la spiegazione principale che veniva data era che money is on the table, cioè ci sono soldi in ballo, e quando ci sono soldi in ballo
le cose sono più precise. Perfino Elon Musk, 10 giorni prima delle elezioni, ha fatto uno screenshot, ha riportato un'immagine del Polymarket come dava in quel momento, adesso non mi ricordo i dati, ma comunque dava vincente Trump abbastanza in maniera chiara, e ha detto questo deve essere giusto because money's on the table, perché ci sono soldi in ballo. Infatti questo poi si è rivelato giusto. Man mano, questo è interessante, che passavano le ore dal momento che si sono chiuse le urne, il delta tra i due andava aumentando sempre di più, 60 a 40, 70 a 30, 80 a 20, eccetera, eccetera. Quindi praticamente quando ancora nessuna televisione aveva osato dire chi era vincente, e anche noi abbiamo fatto a Atlantico una diretta notturna, io mi sono attaccato al mattino presto, comunque insomma tutti dicevano sì sembra che, ma non vogliamo dire, forse per scaramanzia, non lo so, forse perché effettivamente avevano qualche remora a dire ha vinto, perché magari chissà vengono fuori dei dati diversi eccetera. Invece Polymarket in quel momento stava dando 90 a 10. Infatti la cosa è stata così, anzi addirittura più del previsto, perché poi hai visto anche nelle settimane dopo gli ultimi stati si sono rivelati rossi, che nel loro caso vuol dire repubblicani. Allora, questa cosa è risultata più efficace, più affidabile, tanto che l'altro ieri, quando è stato 3-4 giorni fa, l'FBI è andata dentro, è andata negli uffici, anche a casa del fondatore, e ha acquisito un sacco di documenti. Allora, motivazione ufficiale, perché c'era una sentenza, un accordo che aveva fatto il fondatore con la Federal Trade Commission, che diceva che non si poteva, siccome non è regolamentato questo settore e c'era timore che potesse influenzare il voto, allora lui aveva fatto l'accordo che non si accettavano scommettitori, quindi clienti nel territorio statunitense. Tant'è che la più grande scommessa che ha fatto un tipo che aveva un nome che adesso mi sfugge, un nome forse in codice, comunque che era tipo $20 milioni, molto 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 alta, era fatta tra virgolette da un francese, così hanno detto che era francese, ma ovviamente nessuno ci crede, probabilmente era un americano con una VPN, cioè con un modo di rientrare nel sistema. Quindi effettivamente sì, formalmente hanno tra virgolette ragione a fare questa indagine, perché potrebbe essere la società in difetto da questo punto di vista, ma è chiaro, è molto molto chiaro che il vero obiettivo invece è dare una specie di lezione a qualcuno che ai loro occhi ha contribuito, facendo sempre vedere questo risultato così differente, difforme da quello degli altri sondaggisti, ha contribuito a dare fiducia al fatto che Trump potesse vincere, e quindi a far andare ancora più gente a votare a favore di Trump. Niente di meno. Però questo mi sembra che ponga una seria, un serio interrogativo per la democrazia stessa, perché voglio dire, se persino gli scommettitori non sono liberi di scommettere e addirittura ti trovi l'FBI addosso, qualcosa non va. Sì, adesso c'è da dire che con ogni probabilità, appena sarà la nuova amministrazione qualcosa cambierà. Tra l'altro mi ha colpito, pensavo che il capo dell'FBI fosse uno nominato da Biden, sono andato a cercare, invece l'aveva nominato Trump. Se ti ricordi, Trump aveva licenziato di colpo Comey, che era quello che era capo dell'FBI durante il suo primo mandato, sì, perché stava indagando su di lui, non mi ricordo bene i dettagli, insomma comunque da un giorno all'altro l'ha licenziato, creandosi un potentissimo nemico, che ovviamente è stato intervistato su tutte le televisioni, dalla CNN alle varie televisioni locali, ai vari quotidiani, giornali, eccetera, eccetera. È stato intervistato a lungo e in genere diceva "It's very strange this president", è molto strano questo presidente, perché mi ha licenziato così senza motivo da un giorno all'altro. Quindi lui aveva licenziato questo Comey e aveva invece nominato quello che attualmente è tuttora, quindi Biden non ha cambiato in realtà, è il capo della FBI. Però ho visto poi il giorno dopo che nella nuova amministrazione mi sembra che stia cercando un sostituto, quindi non lo so, forse aveva nominato uno che
poi non lo so, non gli piace più, perché poi si sa che a Trump le persone piacciono, poi di colpo non piacciono più, tant'è che c'è chi dice che anche Elon Musk è a rischio da questo punto di Sì, vista. infatti. Diciamo che non deve fare troppo ombra al boss. Infatti il rischio è quello. Però diciamo che sì, il rischio è quello. Più che altro io mi stavo chiedendo se noi qua in Italia, o voi in Italia, visto che sto in Francia, ma comunque noi in Europa, ecco, l'abbiamo capita che forse è ora di smettere di dare tanto attenzione ai sondaggisti, cioè se, allora provo a ripetere questa cosa che secondo me è anche più importante del resto, se tu fai un'indagine su 1000 persone ben scelte, la statistica ti dice che hai un margine d'errore molto preciso, misurabile, non so, il 2 o il 3%, non mi ricordo, non importa, ma si può applicare la formula e si calcola. Questo vuol dire che qualunque cambiamento di un partito tra una volta e l'altra, che sia del più, non so, la Lega scende del 1.3 o sale dell'1.3, Meloni bla, non vuol dire niente, aria fritta, zero, state zitti. Infatti. È inutile che dicano, e questo, cioè, quando la persona che ho intervistato con PhD ha detto, però guarda che se sistematicamente, ripetendo tante volte, il dato è quello, siccome c'è una gaussiana, quindi i numeri sono più frequenti lì in mezzo, probabilmente questa è la verità. Però io non so, faccio l'uomo della strada, mi pare che sistematicamente la realtà dimostri che i dati, che le cose non sono quelle. Allora, ben voglia loro a dire, no, ma attenzione, quando facciamo un sondaggio elettorale non è che prevediamo le elezioni, noi facciamo, la parola esatta, la fotografia della situazione ad oggi, cioè qual è la tua intenzione o il tuo sentiment ad oggi, che non c'entra niente con quello che voterai, però a quel punto io dico, allora non fatela neppure, questo è diavolo di sondaggi, perché che ci importa? Cioè, a noi interessa sapere prima delle elezioni che cosa succederà, non tanto che un mese fa no, la gente era in un certo sentiment, poi le cose sono tutte opposte, e vabbè. Quindi a mio avviso certo fa un bel titolo magari, e fa anche un articolo che ogni non so quanto lo pubblicano, insomma, il Corriere della Sera fa, e poi viene ripreso da tutti con tutto questo più meno, più 0 punto, meno 0 punto, quindi non so, cresce il consenso per o scende il consenso per, ma non è vero, semplicemente non è vero, non si giura, non si sa. Infatti. E però c'è questo rischio manipolazione, che è veramente qualcosa di straordinario e di pericoloso. Senti, ma una cosa così può succedere in Italia, in Francia, diciamo anche in Europa? Allora, in Francia hanno cominciato a fare la stessa cosa dell'FBI, cioè c'è un ente di regolamentazione che ha cominciato a mettere sotto inchiesta, sotto la lente di ingrandimento, mi pare hanno detto, Polymarket, pur non essendocene uno francese, il che mi fa ridere perché lo Stato qua, ma credo anche in Italia, è azionista, delle società che fanno le scommesse sui cavalli, le scommesse sul numero verde, il numero che esce il sabato, eccetera, eccetera, quindi gli stati non è che sono degli angioletti che assolutamente, per carità, no, ci guadagnano pure, no, dalla gente che è addicted a scommettere sulle varie cose. Certo. Cioè scommettere che esca il 12 all'8 è come scommettere che vinca Trump, non è che c'è molta differenza, no? Certo. Quindi è lo stesso concetto. E in che modo poi un'indagine, io non lo so, faccio sempre l'uomo della strada, ma tu la puoi leggere in due modi, cioè se Polymarket o qualunque sito del genere mi dice che alle prossime elezioni, non so, Schlein fa meglio di Meloni, questo motiva di più andare a votare chi vota Schlein o chi vota Meloni? Chi è che può dirlo? Bella chi può domanda. dirlo? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Mi dice che alle prossime elezioni, non so, Schlein fa meglio di Meloni. Questo motiva di più andare a votare chi vota Schlein o chi vota Meloni? Chi è che può dirlo? Bella chi può domanda. dirlo? No, qualcuno me lo spieghi, nessuno secondo me. Quindi fa delle un'azione illecita, un'azione così di distorsione del mercato o delle intenzioni di voto. A me non sembra, perché ti ripeto, può esserci chi dice
come hanno detto negli States, hanno visto che tanti che sta per votare Trump, quindi vado a votare Trump, ma uno può anche dire no, al contrario, uno ha visto che va a votare Trump, dice allora sai cosa faccio? Faccio il picnic da qualche parte, non vado a votare per niente. Probabilmente saranno distribuiti 50-50 e sarà irrilevante, io penso. Sì, però ripeto, se qui non siamo nemmeno liberi di scommettere su chi vincerà, su non chi vincerà, perché alla fine dobbiamo aspettare il sondaggio, dobbiamo comunque temere che qualcuno ci venga a chiedere perché e per come delle nostre scelte, la cosa è messa veramente male. Cioè, se si può fare questo semplicemente di un gruppo di scommettitori, allora se si tratta di prendere decisioni molto più importanti, che si fa? Sì, questo vale un po' sempre, cioè gli stati non apprezzano molto quella che il risultato del periodo dei 5 Stelle è stato vagamente catastrofico, a mio parere personale, non voglio offendere nessuno, ma se tu prendi non Grillo ma il suo socio di Casaleggio, lui era forse un sognatore, non lo so, ma era interessante quello che diceva, cioè ogni cosa la gente decide. Poi si è visto che non può funzionare, non ha funzionato perché o la gente non è abbastanza capace o le informazioni non arrivano, oppure non lo so, 1000 motivi, però da un certo punto di vista la democrazia, diciamo, diretta, dove la gente può dire la sua, è un bel ideale, no? Allora tu dici no, siamo in una democrazia parlamentare, ci siamo rappresentati, va bene, però se prendi una cosa che non c'entra niente, se posso aprire una parentesi sulla cosa che non c'entra, ma forse da un certo punto di vista c'entra, e sono i trattori che stanno arrivando su Parigi in questi giorni, hanno cominciato ieri, tu hai un'Europa che non ascolta nessuno, nemmeno i parlamentari, cioè siamo proprio capito, il sogno di Casaleggio che tutti potessero decidere ognuno, anche io e te. Sì. E qua la realtà dell'Europa, dove addirittura la Commissione europea sta facendo l'accordo Mercosur, si chiama, per libero scambio con i paesi del Sud America, e nessuno ne sa niente, ma nemmeno i parlamentari francesi. Adesso ho sentito il direttore di Punzi l'altro giorno che mi ha detto che non se ne sa molto in Italia di questa cosa, che invece qua sta facendo un grande rumore. Se vuoi un giorno ne parliamo più approfonditamente. Sì, noi ne stiamo raccontando il venerdì a Chilometro Zoom, quindi sì, avremo modo di tornare con te sull'argomento. Ecco, quindi tange questo soltanto per dire che siamo in un momento in cui ci sono un certo modo di pensare che dice no, la gente è afflitta dalle fake news, non sa decidere, eccetera, pur essendo di nome democratici. E c'è chi invece fa l'assumption totalmente opposta e in questo momento sta vincendo loro, quindi vabbè, forse un po' di speranza l'abbiamo. Sì, appunto, questa è la cosa più importante. Marco, senti, diciamo così, c'è appunto un po' di speranza oltre a questo? Ma sì, io direi di sì, perché sai, finché le elezioni si possono tenere e si possono cambiare le amministrazioni, almeno negli USA, ma tutto sommato anche in Italia, no? Perché fino adesso non abbiamo visto nessuno che è andato contro questa cosa. Sì, sta un po' a noi, a te che fai informazione, a spiegare le cose e far sì che la gente mi pare che sia abbastanza io sono abbastanza ottimista. Mi pare che la cosa stia funzionando, cioè non siamo in una società che siamo in un'altra maniera. Chi la pensa nel modo woke, come si usa dire, fa un gran casino, un gran baccano, magari se noi in 10.000 in piazza dici è tutta l'Italia ma sono 10.000, cioè 50 milioni, 60 qualche, cioè la realtà è che c'è chi fa molto rumore, ma poi ci sono tutti gli altri che ne fanno un po' meno, ma esistono, e finché il voto è libero, fortunatamente hanno la possibilità di un po' di influenzare le cose. Poi con l'Europa lì è un po' più rischiosa la cosa, però insomma nelle nostre nazioni ancora si può. Non sarei pessimista. Esatto, e noi aspettiamo allora di continuare a vivere nella libertà, che è la cosa più importante. Speriamo siano molti di più a vivere nella libertà malgrado tutto. La tua radio poi ha un nome che è molto evocativo, quindi... Esatto, è quello che cerchiamo di fare. Grazie. Esatto. Grazie mille a te e buona giornata.
Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Eccoci qua sulle magiche onde di Radio Libertà per questa puntata di In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi e con un ospite stasera che voglio ringraziare, l'onorevole Alberto Gusmeroli. Buonasera a entrambi, bentrovati. Buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Salve Buonasera. a tutti. Bentrovati. Allora, io parto subito. Avete ascoltato prima della sigla di questo nostro spazio la sigla composta da Piero Piccioni per il film I Tartassati con Totò, Aldo Fabrizi, Luis De Funès nel 1959. Totò, il mitico cavalier Pezzella che viene perseguitato da questo brigadiere della Guardia di Finanza che è Aldo Fabrizi, e poi c'è De Funès che fa il commercialista disonesto che cerca di fregare lo Stato. Ecco, qui non parliamo di commercialisti disonesti, grazie a Dio, ma parliamo, ahimè, di tartassati, e sono tanti i cittadini italiani. Soprattutto parliamo di rottamazione delle cartelle, che è un tema che ha molto appassionato i nostri ascoltatori, e l'avvocato De Filippi. Vero avvocato? Certamente, caro Antonino. Intanto saluto l'onorevole e volevo fargli una brevissima domanda, se possibile, inerente al fatto che la Commissione Bilancio ha purtroppo cassato la sua proposta di fare una rottamazione in 10 anni, che sarebbe stato l'ideale per lo Stato, secondo me, e anche per i cittadini. Però volevo sapere appunto se ci sono possibilità di farla comunque la rottamazione, ecco, questo che chiedevo. Sì, allora diciamo questo, che chi mi conosce sa che io non demordo, ho fatto una lotta, una battaglia lunga, 3 anni per la rateizzazione del racconto di novembre, non ho mai perso le speranze e sono addirittura appellato a Eurostat, quindi al controllore dei bilanci pubblici, per riuscire a portare a casa il risultato. Allora, questa rottamazione adesso è stata dichiarata inammissibile per ragioni tecniche legislative, non per ragioni di merito, e questo è un aspetto importante da dire. Secondo aspetto è che questa rottamazione arriva in un periodo dell'anno non facile, no? Nel senso che siamo alla fine dell'anno. Io avevo anche inserito il 2023, il 2023 nel 2024 ancora non è chiuso, quindi secondo me questa rottamazione è accantonata temporaneamente, ma potrebbe venire, tornare di attualità nel 2025 ed è la operazione più corretta. Perché? Perché le precedenti rottamazioni per una ragione o per l'altra non hanno mai funzionato, ma generalmente perché? Perché la rateizzazione era breve. La prima rottamazione risale al governo Renzi, quindi quando il PD dice volete fare un condono eccetera eccetera, la prima rottamazione l'aveva fatta il PD quando Renzi era ancora nel PD, era segretario, ok? E diciamo che era fallita, o l'avevano utilizzata solo quelli che in qualche modo potevano pagare, perché era il 18, allora era 18 mesi, poi è diventata di 5 anni, ma nell'ultima rottamazione quater bisognava pagare il 10% ad ottobre, il 10% di tutto il progresso a novembre e il resto in 5 anni. Quindi praticamente impossibile. Io faccio commercialista, ho un minimo di dimestichezza con la realtà delle aziende, delle piccole artigiani, commercianti, liberi professionisti che non riescono a far fronte nei momenti di difficoltà all'enorme carico fiscale, e quindi il modo migliore qual è?
120 rate tutte uguali. Questa è la proposta della Lega, era il mio emendamento, è qualcosa che continuiamo e continueremo a perseguire, perché è l'unico modo per recuperare arretrati di imposte, quindi non stiamo parlando di condoni, di gente che ha evaso, ma gente che per diverse ragioni, difficoltà economiche, il Covid, situazioni personali, eccetera, non è riuscito a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarato. E questo è un paese che colpevolizza allo stesso modo chi non riesce a pagare le imposte e chi invece le evade. Quindi qui parliamo di persone, i tartassati, cioè quelli che hanno dei momenti di difficoltà che nella vita possono capitare a tutti, cioè non è che dobbiamo colpevolizzare chi ha dei momenti di difficoltà. Abbiamo bisogno di crescita economica, abbiamo bisogno di recuperare tante piccole e medie imprese, artigiani e commercianti che devono tornare a vivere la vita economica e quindi hanno dipendenti, hanno occupati, vogliono far crescere la propria azienda, ma non possono vivere con l'incubo delle cartelle esattoriali arretrate, perché riusciranno a pagare le imposte nuove, ma si sanano quelle passate. Il modo migliore è quello lì che avevamo previsto: 120 rate tutte esattamente uguali, e non se non ne paghi una ti faccio saltare la rottamazione, se non ne paghi 5. Esatto. Ecco, questa era una proposta semplice che potrebbe portare alcune decine di miliardi allo Stato e al contempo rimettere in pista tante attività economiche, che fa il bene del paese rimettere in piedi le attività economiche e far sì che possano andare avanti, perché i fallimenti, le chiusure non fanno bene al paese. Spero di aver risposto all'avvocato, magari anche sì, onorevole, molta foga, ma perché io ci credo. Sì. Posso dare del tu, giusto? Mi sono permesso di dare del tu. Allora, sì, assolutamente. Scusate, sono un po' costipato ancora. Allora, volevo dire all'onorevole, ma questa proposta, che secondo me è proprio quello che ci voleva, perché giustamente che decadere dopo 5-8 rate è molto meglio che decadere dopo la prima rata trimestrale che non paghi, anche se sono rate mensili. Volevo chiedere, ma adesso c'è ancora nel decreto fiscale la proposta di Forza Italia della rottamazione classica di 5 anni? È possibile che questa vada in porto? Allora, al Senato c'è l'emendamento, chiamiamolo Lotito, in cui vuole riaprire la rottamazione, però riaprirla nel senso che chi è decaduto rimetterlo in pista. Il problema vero però è che qui noi abbiamo tantissime attività economiche che non hanno potuto neanche pensare di partecipare alla rottamazione quater, perché non c'avevano il 10% a ottobre, non c'avevano il 10% a novembre per pagarla. Quindi bisogna prenderne atto, evitare di dire che è un condono, perché queste persone pagano tutte le imposte che non sono riuscite a pagare e senza colpa. Quindi torno a dire, non si può colpevolizzare un cittadino, un contribuente che ha delle difficoltà economiche che possono capitare a tutti, peraltro. Ecco. Ma bisogna cercare di aiutarlo. In più lo Stato ogni anno non riesce a incassare 40-50 miliardi di imposte, quindi con una rateizzazione a 10 anni, tutte rate uguali, può anche fare gettito. Pronto? Prego, la sto ascoltando, Sì, prego, possiamo vada avanti. Anche fare gettito, e fare gettito vuol dire diminuire le imposte a tutti, cosa tra l'altro con una rateizzazione a 10 anni si rende stabile un incasso straordinario. Rendere stabile un incasso straordinario permette veramente di abbassare le aliquote IRPEF a tutti. Perché? Perché sai quanto è il gettito, quanti incassi hanno per anno e hai stabilità di introito.
certo. Quindi anche per i principi contabili del bilancio nazionale si avrebbe un grande beneficio. Onorevole, senta, uno dei temi che abbiamo spesso discusso nel corso di queste puntate è stato la possibilità del saldo e stralcio, comunque dire allo Stato: guarda, io non ti posso dare tutti i soldi che mi chiedi, però accordiamoci per una cifra, tanta o poca, quant'è, però io ti do questa cifra, la chiudiamo qua e ce ne usciamo tutti, che in fondo era anche un'idea, se non sbaglio, mi corregga, era anche un'idea di Matteo Salvini a suo tempo. Possiamo ancora ragionare su questo o è qualcosa che dobbiamo lasciare? Ma allora, sinceramente, il saldo e stralcio è stato fatto nel primo governo Lega 5 Stelle e da allora non è mai stato riproposto per problemi di copertura. Ecco perché si è preferito, proprio perché non ci sono problemi di copertura, fare una rottamazione a 10 anni appunto con tutte le rate uguali, perché il saldo e stralcio è molto molto più complicato perché necessita di copertura da parte del bilancio dello Stato e siccome non siamo floridi, diciamo, col bilancio dello Stato, direi che in questo momento è difficile da ipotizzare. Ecco, abbiamo recuperato l'avvocato De Filippi. Avvocato, siamo in chiusura. Era caduta la linea, volevo rivolgere un'altra richiesta all'onorevole che ovviamente è competente in questa materia e quindi ci può rispondere molto autorevolmente, penso. Cioè praticamente i cittadini adesso devono sperare che la politica, quindi il governo di centrodestra, come lei dice, come tu dici, se posso dare del tu, voglia venire loro incontro, perché si trovano alcuni, come hai detto, alcune partite IVA, alcuni artigiani, moltissimi, si trovano in situazione di difficoltà pazzesca, perché gli vengono bloccati tutti i conti. Allora io dicevo, non sarebbe opportuno pensare di non bloccare completamente tutta l'attività delle partite IVA con tutti i pignoramenti di tutti i conti, di tutte le carte, i poste pay, banche, poste e quant'altro, perché ciò non è nell'interesse dello Stato, cioè nel senso che se gli si consente di lavorare è chiaro che loro possono anche pagare, altrimenti non possono neanche ovviamente onorare delle rate, eccetera, eccetera. Questa è la prima domanda che faccio. Faccio anche la seconda perché è legata alla prima, e se è vero che chi ha rateizzato non può più rateizzare di nuovo, perché c'è un decreto del 2022, se non sbaglio, del luglio 22, che dice che non è più possibile ratteizzare di nuovo. Non è possibile in una fase interlocutoria in attesa dell'approvazione della rottamazione quinquies, che ci auguriamo tutti avvenga al più presto, poter quantomeno ripristinare le vecchie rateizzazioni e quant'altro per evitare i pignoramenti, perché altrimenti poi diventerebbe anche un Vietnam da un punto di vista economico? Ma allora, adesso lo strumento legislativo c'è ed è al Senato, ed è il collegato fiscale, quindi io sono alla Camera, posso dire che al Senato è auspicabile che intervengano, ecco. Però tutte le cose che hai giustamente detto evidenziano ancora di più la necessità di una grandissima operazione di rottamazione e quindi di rateizzazione a 10 anni, cioè che ti blocchino i conti, che ti blocchino diciamo la possibilità di operare, che ti facciano i pignoramenti, alla fine ti mette in ginocchio e alla fine perdere un'azienda, anche un piccolo artigiano, un piccolo commerciante, è patrimonio di questo paese. Ecco, noi abbiamo bisogno di sostenerli e quindi tutte queste cose evidenziano ancora di più la necessità di una rottamazione. Quando l'emendamento della Lega a mia prima firma, ma firma anche dei miei colleghi
della Commissione Finanze e della Commissione Bilancio è stato reso inammissibile, ma io non so quante persone mi hanno scritto o hanno scritto alla Lega o ai miei colleghi cofirmatari di quella rottamazione. Questo è sintomo non di una, diciamo, in qualche modo richiesta di favoritismi, è una richiesta di grande aiuto, una necessità di grande aiuto. Cioè questo Paese ha bisogno di crescita economica e l'unica crescita economica le fanno le piccole e medie imprese, ovviamente le grandi aziende, ma anche artigiani, commercianti, liberi professionisti, quel microcosmo di eccellenze del nostro Paese che noi dobbiamo tutelare. Quando ne muore una perché gli pignorano i conti, perché le sanzioni sono esorbitanti, perché gli interessi pure su imposte che non sono riusciti a pagare ma hanno dichiarato regolarmente, noi perdiamo un patrimonio di valore di questo Paese. Ecco, dobbiamo ragionare in questo senso, non pensare a dire l'ennesimo condono. Peraltro, qualsiasi forza politica, diciamo, quando è stata al governo, ha avuto responsabilità di governo, ha fatto operazioni che più o meno assomigliavano a dei condoni. Quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra su questo. Ma in questo caso una grande operazione di rottamazione di 10 anni è un'operazione che serve al Paese e dovremmo essere tutti dell'idea di farla. Ecco, premesso che la Lega dimostra anche con quanto ci dichiara l'onorevole che ha firmato una proposta di legge giustissima e condivisa, quindi questa sensibilità la Lega che altri partiti, movimenti non hanno, partiamoci chiaro, quindi questa sensibilità di ovviamente venire incontro alle necessità del popolo. Il popolo chiede aiuto perché in un momento di difficoltà lo Stato ha l'onere, il dovere e anche l'onore, diciamo, perché deve poi mantenere anche il gettito fiscale, di aiutare i cittadini e le imprese quando sono in difficoltà. La mia domanda era questa: che cosa ci dice l'onore per quanto riguarda il rapporto tra una rottamazione futura che noi ci auguriamo sia la sua, perché è la migliore ovviamente, finora, delle due proposte, e rispetto al sovraindebitamento? Beh, diciamo che il tema del sovraindebitamento è tutta un'altra questione. Ecco, quindi la rottamazione riguarda imposte e contributi, quindi tutto ciò che uno ha in sospeso precedentemente e se esiste appunto una norma che lo permette, ti togli le sanzioni, togli gli interessi, rateizzi come nella mia proposta 10 anni, tutte rate uguali e pian pianino è come se tu avessi un piccolo, medio o grande mutuo. Sai quanto devi pagare per i prossimi 10 anni, sei anche molto trasparente nei confronti del fisco, puoi affrontare le nuove imposte, ecco perché lo Stato ha un grande vantaggio da una grande operazione di rottamazione a 10 anni, perché può codificare i prossimi 10 anni, teniamo in considerazione che il patto di stabilità diciamo è una programmazione a 7 anni, quindi voglio dire è importante anche avere una rateizzazione a 10 anni perché rende stabili certe entrate che sono considerate normalmente erano considerate una tantum, invece qua diventano stabili. 2, facilita l'incasso del nuovo, quindi aumenta le entrate fiscali perché chi può rateizzare 10 anni inizia a pagare anche le nuove imposte perché ha una piccola rata o una media rata e nel contempo sui nuovi utili paga le imposte e riesce anche quelle a pagarle. Quindi è veramente una grande operazione che serve in primo luogo allo Stato perché
perché sono veramente decine di miliardi quelli che non incassa ogni anno lo Stato. Quindi il primo interessato a fare un'operazione del genere è proprio lo Stato. Ecco, posso fare un'ultima domanda, Antonino? Il tempo ce lo permette? Sì, abbiamo ancora 2 minuti. Volevo chiedere questo, perché non è che ci capita tutti i giorni di portare un onorevole che porta avanti una rottamazione di questo genere che sarebbe rivoluzionaria. Allora, dico questo rispetto alle precedenti. Io chiedo se, visto che i cittadini sono abituati alle rottamazioni, questa sarebbe la quinquies, e quindi a perdere le sanzioni, come tu stesso hai detto. A questo punto chiedo, domanda un po' retorica ma non troppo, chiedevo, ma se i cittadini sono abituati a non pagare le sanzioni, è chiaro che poi alla fine le sanzioni così elevate non possono che vederli, diciamo, scettici sui pagamenti e anche da un punto di vista della legittimazione di chiedere delle sanzioni così elevate. Cioè, nel momento in cui la domanda è questa, le sanzioni non ci sono con la rottamazione, i cittadini fanno fatica a pagare rateizzazioni di pari importo, sempre 10 anni, che invece prevedono sanzioni fino al 200-300%. Allora, da un lato è quasi un fatto ineluttabile prevedere una rottamazione di questo tipo, no? Proprio perché le sanzioni sono talmente elevate, si sommano l'imposta e gli interessi che se questi cittadini hanno dichiarato quelle imposte e non sono riusciti a pagarle, se gli aggiungi pure le sanzioni e gli interessi e glieli chiedi tutti in un colpo, se no lo pignori, gli blocchi il conto, eccetera, eccetera, cioè fai prima dirgli ti sto chiudendo, è finito il cinema. Invece con la rottamazione è vero che si toglie la sanzione e l'interesse, ma io l'ho chiamata, quando ho depositato l'emendamento e prima ancora che venisse dichiarato inammissibile, ho detto trattasi finalmente di vera operazione di aiuto al cittadino e aiuto allo Stato. L'ho chiamata proprio vera rottamazione, perché questa è una classica operazione che mette assieme i due interessi, l'interesse del cittadino a mettersi in regola, e se si mette in regola col passato paga il futuro. Quindi non solo sistemiamo il passato, ma permettiamo a delle aziende di andare avanti e di pagare le imposte future sul futuro utile. Quindi voglio dire, questa è veramente l'operazione giusta. Io sono convinto che ci arriveremo, perché è ineluttabile. Se ogni anno il magazzino fiscale, che è quello che abbiamo indietro da incassare nei diversi anni, dal 2000 ad oggi, e ammonta a più di 1.200 miliardi e cresce di 40-50 miliardi all'anno, ma poniamoci dei dubbi, studiamo il perché. Il perché è perché tutta gente che non sta evadendo, sta dichiarando le imposte, perché è gente che dichiara le imposte ma poi non riesce a pagarle, e quindi dobbiamo non bastonarli ma aiutarli, e il modo migliore per aiutarli è una rateizzazione lunga, dove se per un caso che può capitare a tutti ti dimentichi una rata, non paghi una rata, non ti salta tutta la rottamazione. Ovvio che se te ne saltano 5 o 8, come diceva l'avvocato, a questo punto sì, allora vuol dire che tu sei recidivo, ma in questo momento se ti salta una rata di rottamazione quater, dopo che hai fatto una fatica boia e dopo che la maggior parte delle attività economiche non è riuscita ad aderire alla rottamazione quater perché dovevi pagare il 20% in
60 giorni, il 30 di ottobre e il 30 di novembre, insieme ad altre imposte, perché poi al 30 di novembre c'erano le imposte, gli acconti, una storia, un'altra e l'altra, cioè voglio dire, questo non è uno Stato facile, questo non è uno Stato semplice dal punto di vista fiscale, questo è uno Stato tra i più complicati al mondo dal punto di vista fiscale e tra i più esosi al mondo. Allora, semplificare il sistema, permettere alla gente di tornare in regola, io credo che è un interesse di tutti, anche di chi nella vita non ha mai avuto difficoltà a pagare le imposte, anche di quelli. Perché? Perché quel gettito che sarebbe enorme della rottamazione può andare a ridurre le imposte anche di chi non ha avuto difficoltà economiche a pagarle. Vi chiedo 10 secondi di pausa per un jingle e poi chiudiamo la nostra conversazione. Un attimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E allora io voglio ringraziare l'onorevole Alberto Gusmeroli per il suo tempo e l'avvocato Claudio De Filippi per questa conversazione. Credo che abbiate chiarito e di molto le idee ai nostri ascoltatori. Inutile dire che avendo più tempo avremo modo di tornare sull'argomento con più comodo, magari facendo una puntata speciale solo su questo tema. Voglio ringraziarvi entrambi, grazie di cuore. Grazie a voi, Grazie un a saluto a tutti. tutti i radioascoltatori e Radio Libertà, complimenti per la trasmissione. Grazie a lei, onorevole. Buona serata e a tra una settimana con In attesa di giustizia. Lorenz, che dici? Ci sentiamo un pezzo degli Audio 2? Alle 20, 1995.
A te la linea. Benissimo, sono le 20:10, sì, cantavano nel 1995 gli Audio 2, veramente sono le 19:37:54 in questo momento, abbiamo ancora 7-8 minuti per chiudere la nostra trasmissione, poi alle 20 in realtà ci sarà Aria Fritta, implacabile come sempre. Tra l'altro io in questa puntata di Aria Fritta ho parlato dell'ultimo libro del Papa, dedicato appunto al tema della speranza, alle sue parole controverse sul genocidio a Gaza, quindi se avete voglia alle 20 ci sarà Aria Fritta, avrete modo di ascoltare la nostra consueta rubrica di Vaticano, Fatti Nostri e Varie Umanità, insieme con le avventure anche di Leleana, questa figura mitica che sta appassionando i nostri ascoltatori da tempo alla ricerca di suo padre. In questa puntata scopriremo chi è suo padre e perché sta scappando in Messico, un tale PS, non sappiamo chi sia, grandissimo conduttore, immaginate chi può essere. Allora 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 se volete telefonare e dire la vostra. Andiamo a dare allora le ultime occhiate alle agenzie a quest'ora della sera e in particolare andiamo a vedere di nuovo l'ANSA che apre ancora con gli 8 razzi lanciati da Hezbollah che hanno colpito la base italiana dell'UNIFIL in Libano. Non c'è nessun ferito per il momento, anzi non c'è proprio, e Tajani appunto dice che è stato lanciato da Hezbollah. 8 razzi da 107 mm, scrive l'ANSA, hanno colpito il quartier generale del contingente italiano e del settore ovest di UNIFIL a Shama, a sud del Libano. I razzi hanno impattato su alcune aree all'aperto e sul magazzino ricambi della base, dove non era presente alcun soldato. Non si registrano feriti, 5 militari italiani sono sotto osservazione nell'infermeria della base, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso gli accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili. È intollerabile che le basi UNIFIL vengano colpite, ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto in un punto stampa al termine del Consiglio Difesa. Tra l'altro è il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani che ha risposto ai giornalisti alla Farnesina e ha detto che dovrebbero essere razzi leggeri di Hezbollah, appunto quelli che hanno colpito la base italiana UNIFIL a Shama in Libano, scrive ancora l'ANSA, e riferisce appunto questa dichiarazione di Tajani: è inammissibile che si spari contro il contingente UNIFIL, non hanno alcun diritto di farlo, sono truppe che hanno garantito anche la sicurezza di Hezbollah. Se è stato un errore, imparino a utilizzare meglio le armi. Noi non siamo nemici di nessuno, siamo lì per portare la pace. Tutta la solidarietà ai militari italiani che sono impegnati con l'UNIFIL. Ci auguriamo che questo sia l'ultimo episodio. Ma vi avevo detto che l'ANSA ha riferito questa inquietante testimonianza sul povero Giulio Regeni. Sentite un po' qua. Un racconto, una testimonianza shock, scrive l'ANSA, un racconto drammatico degli ultimi giorni di Giulio Regeni, delle torture, della detenzione nella struttura carceraria degli apparati di sicurezza del Cairo. E quanto fornito ai giudici della prima corte d'assise di Roma da un testimone, cittadino palestinese, che era detenuto nello stesso carcere dove venne portato il ricercatore italiano. In aula poi è stato mostrato il video dell'intervista del testimone comparsa in un documentario mandato in onda su Al Jazeera. Gli incontri con Regeni avvennero il 28 e 29 gennaio 2016, pochi giorni dopo la sua sparizione in una fermata della metropolitana della capitale egiziana. L'ho vista arrivare nel corridoio, ha raccontato il testimone, era circa 5 metri da me. Giulio era ammanettato con le mani dietro la schiena, con gli occhi bendati, accompagnato da due guardie carcerarie. Gli interrogatori duravano ore, l'ho rivisto dopo, era sfinito dalla tortura. Le guardie lo portavano a spalla verso la sua cella. Non era nudo, indossava gli abiti, dei pantaloni scuri e una maglietta bianca. Il test ha affermato di non aver parlato con lui, i carcerieri insistevano molto con la domanda: Giulio, dove hai imparato a superare le tecniche per affrontare l'interrogatorio?
Erano nervosi, usavano la scossa elettrica e lo torturavano con la corrente. Oltre ai carcerieri c'erano gli investigatori ufficiali che non avevo visto prima e un colonnello, Ahmad, un dottore specializzato in psicologia. Anche il colonnello Tarek ha ripetutamente assistito agli interrogatori di Giulio. La persona intervistata ha affermato di non aver visto sul suo corpo segni di tortura, elemento invece riscontrato su un altro detenuto. Nel corso del colloquio registrato, il cittadino palestinese ha anche raccontato delle condizioni disumane in cui erano tenuti all'interno della struttura. Eravamo in isolamento totale, le celle erano molto strette, fredde, umide, maleodoranti. Nel periodo dell'interrogatorio non si riceveva cibo e nel periodo successivo, quello della reclusione, le pietanze venivano servite, ma era cibo assolutamente scadente. Si trovavano completamente isolati dal mondo esterno, la sensazione aggiunta era quella di stare in un sepolcro. Detenzioni senza regole, senza alcun tipo di garanzie. Sono stato sequestrato, detenuto e poi liberato senza un perché, ha concluso il teste. Nel corso dell'udienza è stata ascoltata anche la sorella di Regeni, Irene, che visibilmente commossa ha ricordato i giorni del sequestro e del ritrovamento del corpo. Ricordo una telefonata di mia madre, mi disse: hanno fatto tanto male a Giulio. La parola tortura però l'ho sentita per la prima volta al telegiornale, ha detto la 32enne. Parlando di Giulio lo ha descritto come un ragazzo normalissimo, gli piaceva divertirsi ed era un esempio per me, il fratellone che dava consigli. E ancora, avevamo punti di vista diversi sulle cose, lui era un umanista, io una scienziata, eravamo sempre in contatto sulle cose importanti, ci sentivamo tramite chat e tramite mail. Giulio, ha concluso, è stato sempre appassionato di storia, studiava l'arabo e dopo il corso triennale andò per la prima volta in Egitto. Era aperto a conoscere culture diverse, in particolare quella egiziana. Era entusiasta di andare lì, era contento per la ricerca sul campo. Così la testimonianza della sorella di Giulio Regeni raccolta dai colleghi dell'ANSA. Abbiamo poi naturalmente vi avevamo raccontato nei giorni scorsi di Aouda Riaei, la povera ragazza iraniana che si era spogliata e messa in mutandine e reggipetto contro il cencio, come lo chiamò Oriana Fallaci, e il velo islamico. Bene, la magistratura iraniana, dice sempre ANSA, ha detto che non verranno formalizzate accuse contro la studentessa che qualche settimana fa si era spogliata per protesta contro il trattamento subito dalla polizia morale, restando in slip e reggiseno all'Università di Teheran. Il portavoce della magistratura iraniana, ripreso dai media locali, ha dichiarato che Aouda Riaei è stata rilasciata dall'ospedale dove si trovava. Dato che è stato stabilito che era malata, è stata rilasciata alla sua famiglia ed è sotto la loro cura, ha aggiunto. Fosse vero. Va bene, abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con Franco Califano con TAC 1977 e poi tra un quarto d'ora Aria fritta, non perdetela, sulle magiche onde di Radio Libertà. Appuntamento domani 18:05 trattabili, se vi fa piacere siamo sempre qua. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.